Una mattina, all'ora in cui solitamente le massaie si recano a fare la spesa, un omosessuale, con tanto di parrucca bionda a ricci ed un pesante trucco agli occhi, entra ancheggiante in una salumeria. Buongiorno. Buongiorno, signor desidera? Sì, per cortesia vorrei un salame. Un salame? Guardi, questo va bene? No, lo vorrei un pochino più lungo. Più lungo? Quest'altro va bene, guardi? No, lo vorrei un pochino, poco più lungo e un pochino più secco. Più lungo, più secco, questo va bene, guardi? No, rimane troppo morbido, lo vorrei ancora un pochino più duro, più secco. Guardi questo qua, guardi che bello questo. Perbacco, che bello, che duro. Grazie. Cosa faccio? Glielo affetto? No, lasci stare, cosa ha preso il mio culo per un salvadanaio? Una volta due signore di facili costumi... Di che cosa, scusi? Buongiorno. Buongiorno, signor Mitraglia, mi dica. Ho sentito facili costumi, cosa? Donne di costumi facili. Grazie, cazzo, questo l'ho capito. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Dunque, vediamo un po'. Donne peripatetiche. Per che cosa non... Donne prezzolate, signor Mitraglia. Prezzemolate. Prezzolate, prezzo deriva da prezzo. Ah, quanto mi dai che ti do per... Ho capito. No, signor Mitraglia, allora, ascolti. Allora, si tratta di donne poco serie. E allora lo dica, donne troiazze. Vabbè, d'accordo. Donne di facili costumi. Dunque, dicevo, mi scusi, vabbè. Dunque, dicevo, una volta due signore di facili costumi Troiazze, vai. L'ha detto ormai, vai. Stavano passeggiando su un marciapiede in attesa di clienti e, parlando del più e del meno, una di esse esclamò: Cara mia, rusa sfendo una vini de gusa fini sloffiasa, se andando a finire tu con questa gente vagabondamine vortu, gente che non ti pare dusa reale, sì. Non dire ne sbregungia. E te pregungia pure ne deo, scusa. E poi te con questa gente ama, sa. E deo bando con tanto questi signori importanti, sì. E acabate, signori importanti, puzzi, tanto fate belli seddo, su. Sa tradire bene uno portare una Chevrolet di questa macchina tipo macchina a mano americana là, mi ha portato con lui in questo posto. Ma scusa, ma che te questa Chevrolet che se ne di te? Ti da punna pure è fatta tipo macchina americana, ma la Brusman, e mi ha portato a mangiare l'American Palace. E a un giorno che la portavo all'American Palace. Dove lo pompe di testi? Stivato a tipo un ristorante, però Brusman dei ristoranti normali, sì. Mi si è portato in questo luogo ha ordinato il pollo alla Bismarca. E te questa cosa? Il pollo alla Bismarca è una specie di caponischetto che fa turrà, ma sapori, guarda, cose che va per i signori, insomma, dove vanno i signori veramente. Poi a un certo punto hanno ordinato questa cosa, il te che si narra, lo champagne. I testi? Lo champagne sta tipo gazzoso, però Brusman, quando lui scoppia, quando lui stupra, vari pow! E quando lui buffa, vari corto, puccicera, pitica, ma sapori, cose che buffate i signori, insomma, cosa buone veramente. Poi dopo mi ci ha portato a Roma sua e ha preso un disco, un Amprey, un disco mano a mano portarono un stampo, pitica un mese, ma razza musica signori, razza musica bella, lo tammo là, si auso. Poi a una certa ora andò a bocare il pene. E te questa cosa? Il pene. Non ho mai più testi. Non ci testi il pene. È fatta tipo cazzo, ti cadete modi, come te lo portate i signori, sì. Un volitivo signore di un piccolo paesino della Sardegna si reca a Cagliari. Non appena messo piede nel capoluogo, ferma un passante per chiedergli un'importante informazione. Mi scusi signore, per cortesia, siccome io vengo dalle montagne, mi servirebbe un'informazione. Dove posso trovare un posto per fare un caddigonzo così? Ah, ho capito, lei vorrebbe... Ho capito, guardi, va dritto qui davanti, vede quella porta che c'è sulla destra, in quella via in fondo a sinistra, davanti c'è quella scala, va lì. E così il nostro amico si reca senza indugiare nella casa indicatagli dal passante e, trovatosi di fronte ad un austero portone, bussa violentemente. Immediatamente gli apre una bellissima fanciulla bionda coperta di soli veli, peraltro trasparentissimi. Che cosa desidera, signore? Io sono venuto per fare una... già mi capisci, no? Una di quella da sotto e da sopra. Ho capito, venga dentro.
E così la ragazza, entrata nella camera da letto, si adagia dolcemente e con aria vogliosa invita l'ospite ad avvicinarsi. Allora, freccia sarda, amorla, dai, metti. Detto questo, il focoso giovanotto con un balzo felino degno del miglior Tarzan si butta sulla preda, frastornandola con movimenti scordinati e rigirandola da una parte all'altra, senza peraltro centrare l'obiettivo. Ma è di fuori, giovanotto, è di fuori. Certo che sono di fuori, sono di orgoglio, ragazzo. Ma no, come fa a venire? Come capita in pullman in bicicletta, come goda stai zitta, ragazza. Una giovane ragazza, felice perché finalmente aveva trovato lavoro, torna a casa di gran fretta per dare la buona notizia alla mamma. Mamma, ho trovato un posto di lavoro, devo andare a lavorare in una farmacia, mi piace moltissimo. Non è che io sono andata in farmacia, figlia mia, non andare nelle farmacie che bene ti do tutte queste cose, te più droga, tutte queste cose, non tu anzi, figlia mia. No, mamma, a me mi piace moltissimo, poi il padrone mi sembra una persona molto gentile, molto bravo. Figlia mia, non ti fidi di questa gente gentile di Aici, guarda che quella gente sono parenti gentili, però è tutta un'altra gentilezza diversa, comprendi Asi? No, mamma, e poi sai, il padrone mi ha invitato a andare a cena fuori stasera, capito, quindi... Io a cena fuori, figlia mia, non farmi questo danno, non andare a cena fuori con quell'uomo, che io non so chi sia, però guarda, non andarci, che quelli lì ti portano prima al ristorante, e ti offrono tutto da mangiare, ti danno le mille cose, poi ti portano a fare un giro in macchina, poi ti portano a casa, ti fanno vedere la collezione di francobolli, poi ti mettono un disco, poi ti saltano addosso, figlia mia, non andarci. Ma no, mamma, io bisogna che vada, non andarci. E allora guarda, stai attenta, figlia mia. Se vai, devi stare attenta solo a una cosa. Quando metti il disco, che lui ti salta addosso, tu per lavartene bene le mani gli dici: guarda, se lo sapesse mia mamma ne morrebbe. E vedrai che allora va tutto bene, capito? E così la figlia, preso atto dei consigli materni, va fiduciosa all'appuntamento galante, mentre la madre a casa, passeggiando nervosamente, conta i minuti che la separano dal rientro della fanciulla. Finché, finalmente, dopo ore di spasmodica attesa, verso le 3 del mattino si sente bussare alla porta. Mamma! Oh, figlia mia, finalmente sei rientrata. Oh, ero tutta spaventata, dimmi, raccontami tutto. Guarda, è stata una persona gentilissima, mi ha portato prima al ristorante, abbiamo mangiato un sacco di cose belle, abbiamo mangiato i tortelloni e i cannelloni. Oh, amo mio, figlia mia, non devi mangiare quelle robe lì, buzzi, a Sasordo ti piace questa cosa, no a tu. Ma no, mamma, cosa hai capito? Poi mi ha portato in casa sua, mi ha fatto vedere la collezione di francobolli, come hai detto tu, tutto preciso, bello. Oh, figlia mia, poi cosa avete fatto? Raccontami. E poi a un certo punto ha messo questo disco bello, una musica bellissima. E poi cosa ha fatto? Raccontami. Poi a un certo punto lui mi è saltato addosso. Addosso, e tu cosa gli hai detto? Io gli ho detto, se lo sapesse mia mamma ne morrebbe. E lui cosa ti ha detto? E lui mi ha detto, allora saltami addosso tu che mia mamma non ne frega un cazzo. Si sa che la pubblicità è l'anima del commercio. E così un'astuta negoziante di Cagliari, per attirare la clientela, aveva esposto in vetrina un cartello con scritto «Qui si vende di tutto». Un bel giorno, un signore, non credendo al contenuto del cartello, entra nel negozio per chiedere qualcosa di molto particolare. Buongiorno. Buongiorno, desidera. Senta, cosa tutto vendono qui? Beh, qui vendiamo di tutto. Che tutto vendono? Di tutto, non lo so, vuole un trattore, una bicicletta, una bistecca, pannolini, vuole rotelle di carta, insomma, tutto quello che vuole, dal chiodo al lago a tutte le cose che lei vuole, capito? Ma va bene, allora guardi, a me mi serve tanto roba facile. Dica. Allora mi servono 20 buchi di legno. 20 buchi di legno, subito. E così la signora va nel retrobottega dove, nervosissima, impreca tra sé e sé per l'assurda richiesta fatta dal cliente. Ragazzi, questi figli bagassa, noi mi domandai i buchi di legno, da dove me li tiro fuori, brutto, maledetto, disgraziato? Ma non perdendosi d'animo, dopo aver riflettuto un pochino, elabora un piano e torna in negozio con l'aria palesemente soddisfatta. Signore, li abbiamo finiti. No, guardi, per favore, non dica bugie perché avete detto che vendete di tutto. Vi dico che li abbiamo finiti, è venuto un signore questa mattina dalla Francia e ne ha comprato 40 perché li servivano per fare i buchi di culo e cavalli a dondolo.
In una verde campagna della Sardegna, 3 compari discutono animatamente del più e del meno. Ad un certo punto, uno di essi, per impressionare gli amici, esclamò: Una volta mi trovavo pastoricando precisamente le parti di Ortelli e stavo camminando così con le mie pecorelle. A un certo punto, una di queste pecorelle me ne sbuca in una specie di stradicciuola che c'era, va a finire in un campo dove c'erano queste cassette, no, dove ci sono questi espi che fanno il miele, no, quella cosa gialla molle molle. A un certo punto uno di questi espi, un espe lavoratore, viene fuori tutto arrabbiato, sembrava una motocicletta. E mi punge la culata, mi ha fatto la cosa, sembravano 2 cose. A queste parole il secondo risponde dicendo: Questo è niente, una volta io mi trovavo precisamente alle parti di Orcoso e stavo pastoricando con le mie pecorelle. A un certo punto c'erano 2 campi pieni di queste cassette dove ci sono questi espi che hai detto tu, no? E ne viene fuori un'espe regina, altro che motocicletta, una motosega sembrava. E mi rincorre, incomincia. E mi punge al braccio. Un dolore che non faceva sopportare. Dopo i primi 2 avventurosi racconti, il terzo compare, che non si era perso d'animo, con voce piena d'orgoglio replicò: Quello è niente, è mia sorella che fa la pastora. Lei si trovava precisamente pastoricando alle parti di Decimomanno. Come stava pastoricando con tutte le sue pecorelle, a un certo punto ne viene fuori questo ape sordato, la punge, caro mio, gli ha fatto una pancia, sembrava un pallone. Dopo 9 mesi è guarita. A Napoli c'è un bellissimo parco che si chiama Parco delle Rimembranze. E come tutti i parchi di questo mondo, esso è popolato da anziani pensionati che leggono seduti sulle panchine, da chiassosi bambini che giocano e nei punti più nascosti da coppiette di innamorati che si scambiano le loro effusioni amorose. Ed è lì che noi ci avviciniamo per seguire ciò che succede ad una coppia che amoreggia, nascosta dietro un cespuglio, e dove all'insaputa di 2 c'è un ragazzino che da dietro ad un altro cespuglio segue con morbosa attenzione le mosse dei 2 fidanzati, cercando anch'egli di autoprocurarsi un certo piacere. Che praticamente cosa sarebbe questa... Sarebbe... Cercando di procurarsi che cosa di vedere... Cioè, non ho capito. Quello... cioè tipo l'enciclopedia, il fatela da te. Esatto, Capito. esatto. Comunque. Buono. Sentiamo ciò che il fidanzato sta dicendo alla sua ragazza. Ma senti un pochino, ma è possibile che noi siamo insieme alla bellezza di 5 anni e tu mi fai sempre le stesse cose? Ma non è un pochino di fantasia di cambiare? Sembra la stessa cosa, sempre minestra, ma è possibile? Un pochino di, non lo so, un pochino di intelligenza, eppure non sei così stupido tu, E senti, io certe cose non è che le so fare, io sono una ragazza brava, tu mi chiedi di fare che cose, io non lo so, non tengo esperienze io. Ma che non tengo esperienza? Ma un po' di fantasia non ce l'hai? E che fantasia, perché non mi insegni tu a fare queste cose allora, scusi? E vabbè, ti insegno io, stai attento. Lo vedi questo? Sì, io lo vedo, lo tocco pure. Ecco, tu fai finta che questo è un gelato. Un gelato quello? Che schifo, non hai mai visto un gelato così sporchi? E vabbè, mo' storto e poi s'addrizzi, stai calmo. Tu fai finta che questo è un gelato e lo mangi. Senti un po', che io lo assaggio, però se non mi piace lo sputto, E va bene, tu mangi, assaggia. E così la ragazza assaggia il gelato. Quanto è buono, quanto mi piace, quanto mi piace. E il ragazzino da dietro il cespuglio riprende i suoi movimenti. Che praticamente allora sarebbe che lui ha sbagliato l'enciclopedia, sarebbe il fattene tante da te, secondo me. Dunque, va bene. E il ragazzino quindi, da dietro il cespuglio, riprende i suoi movimenti, mentre la ragazza finisce di mangiare il primo gelato. Quanto era buono, ne voglio ancora, me ne dai ancora? Mangi che è tutto tuo sto gelato, mangi, vai tranquillo, mangi. Così mangia anche il secondo gelato, mentre il ragazzino continuava imperterrito nei suoi movimenti. Ma scusa un pochino, ma questo non cambiava mai mano? Ma perché io mi ricordo da ragazzino, dopo che uno faceva il fattene uno da te, fattene 2 da te, fattene da 3, insomma alla fine c'era il braccio stanco, lo faceva sinistra, destra, sinistra, cioè, praticamente ci voleva un po' di scambio di idee. D'accordo, va bene. Dunque, dicevamo che la ragazza, appena terminato di mangiare il secondo gelato, dice soddisfatta.
Quanto ti piace, ne voglio ancora, tu me ne devi dare ancora. Mangi che ti fa bene, mangi, stai tranquillo, mangi. E così, dopo aver mangiato 5, 8, 10, 15 gelati, la miseria, ma è possibile? È che ha gelateria toscana questa. dunque, finiti, dicevo, tutti questi gelati, il povero gelataio non ne poteva più, ma la ragazza lo pressava continuamente con le sue richieste. Io ne voglio ancora, tu me ne devi dare ancora. No, tu sei pazzo, il gelato è finito, non ce n'è più il gelato. Vuoi stare calmo, no? No, tu, io ne voglio ancora, dammi tanti gelati, dammi ancora. Un momento, io ti spacco la faccia, lo vuoi capire che è finito? Ti prendo a calci nel sedere, il gelato non ce n'è più, lo vuoi capire o non lo vuoi capire? No, Tu me ne devi dare ancora, no, guarda, ti do un pugno in faccia adesso. Finché a queste urla, da dietro il cespuglio, salta fuori il ragazzino con il suo pisellino in mano dicendo: Gelati. Un intraprendente droghiere, per incrementare le sue vendite, aveva esposto nella vetrina del suo esercizio un cartello nel quale si leggeva: qui si vendono panini imbottiti con carne di tutti i tipi. Un arrogante signore, letto il cartello, esclama: Ma vogliamo vedere se è vero che qui vendono panini con carne di tutti i tipi. Quindi, con piglio polemico, entra dentro col fermo proposito di mettere in difficoltà la commessa. Signorina, Desidera? mi fa per favore un panino con carne di balena. Carne di balena. Carne di balena, cos'è? Non ne avete? Sono già arrogante solo occhiali, perché scrivete bugie fuori? No, un momento, devo guardare, Ah no, perché se non è vero, guarda, rompo tutto, sei arrogante solo occhiali. La commessa, disperata, corre nel retrobottega a cercare aiuto e conforto dal proprietario. Senta, c'è un signore che vuole carne di balena, come facciamo? Non ne abbiamo noi, perché non la leva quella scritta? Scusi, non possiamo andare avanti così, tutti quanti vengono, chi vuole una cosa, chi vuole un'altra. Questo qui vuole carne di balena. Non riesci a sbrigare, non te la sai sbrigare, guarda come si fa, guarda. Signore, desidera? Ah, poi no, che voglio carne di balena, si è fallo, si è arrogante tutto. No, carne di balena ne abbiamo, però e mi pongo a scongelare questa balena con un manino. Se volete balena, venite in cricca, per favore, vara. Un signore con l'aria distratta ed un tono di voce particolare entra in un negozio per comprare qualcosa. Buongiorno. Il proprietario lo guarda e dice: Senta, che cosa desidera? Mi dai 15 centimetri di gnogno. Scusi, non ho capito bene, per favore, mi può ripetere la domanda? 16 centimetri di gnogno. Ascolti, non si capisce bene, mi faccia la cortesia, me lo scriva. Non so scrivere. Ah, non sa neanche scrivere. E allora aspetti un pochettino che chiamo il mio magazziniere che parla, per poco uguale a lei, può darsi che si riesce a capire qualche cosa. Giovanni! Che cosa c'è? Senti un po', vai da questo signore, da questo cliente e chiedigli che cosa vuole, che non ti capisce un H. Il signore desidera che mi dà 16 centimetri di gnogno. Subito. Il magazziniere immediatamente gli confeziona un misterioso pacchetto, glielo consegna e dice: Si accomodi alla cassa, paga 1000. il signore paga, saluta Buonasera. e se ne va. Così, rimasto solo, il proprietario chiama Giovanni. Senti un po', Giovanni, Che cosa c'è? che cavolo voleva quel signore là? Gnogno. E che cos'è questa roba? Gnogno. Ma ti può sapere che cavolo è questa porcheria che mi stai dicendo? 16 centimetri di gnogno. Ascolta, adesso mi stai facendo venire i nervi. Vai in cantina, prendi un po' di quella roba che ci hai dato, portamela qua che la voglio vedere. Cammina! Non ce n'è più, è tutto finito. A Porto Gruaro, un paesino del Veneto, vivevano due ragazze che avevano come passatempo preferito l'andare a uomini. Non ne risparmiavano uno. E così prima una e poi l'altra, sfoderando le loro doti amatorie, riducevano all'osso il malcapitato amante di turno. Ma dopo un po' di tempo, esaurito il largo campionario fornito dalla caserma, dagli impiegati dell'ufficio postale, insomma da tutti gli uomini in età da poterle soddisfare, le due focose fanciulle si lanciavano a capofitto su ogni forestiero che transitava per il loro paese, soddisfando così a pieno le loro voglie. Ma come tutte le cose belle, anche per le due amiche arrivò la fine. Infatti un bel giorno una delle due dovette partire per recarsi a lavorare a Mestre. Così, disperata per la sorte avversa, si sfogava con tono alquanto lamentoso con l'amica.
Mi dispiace tanto partire. Mi non sono contenta di andare a Mestre, mi voglio stare con te qui perché c'è una bella vita. E come faccio a andare con i giovani che mi non ho coraggio di andare da sola? Ma non ti preoccupare, che qui quando arriva qualche giovanotto nuovo, mi ti scrivo, ti mando la lettera e ti arrivi e sì, facciamo tutti e due, no? Sì, ma voglio vedere se ti mi scrivi veramente ciò. Sta tranquilla che mi ti scrivo. E così, dopo un certo periodo di tempo, la ragazza che era partita riceve una lettera dall'amica nella quale diceva: Cara Maria, te da venire che già arriva un frate e ha un caso e sembra andò. E te devi presentare al confessionile con la parola d'ordine. La parola d'ordine è questa: CCC, la Maria è così qui. E te vedrà che in un attimo te fai sto frate. Alla Maria non sembrò vero e, rotti gli indugi, si reca di corsa alla chiesa. Entrata, si precipita nel confessionile e inginocchiatasi comincia: CCC, la Maria è così qui. Boh, non sente. CCC, la Maria è così qui. Ma sei sordo questo? Non sente? CCC, la Maria è così qui. Ma non sente ancora? CCC, la Maria è così qui. Finché dal confessionile non spunta la grossa faccia di un anziano frate con una barba lunghissima che dice: quel che già va se te ha. Una domenica sera, in una affollata sala da ballo della periferia di una grossa città, tra un infernale vocio, un'orchestrina suonava brani melodici, mentre una miriade di coppie ballava, ed in particolare una coppia, il cui cavaliere, completamente assorto nella danza, canticchiava il motivetto che eseguiva il complesso proprio vicino all'orecchio della sua dama, facendo pressappoco così. Ad un certo punto lei: Scusi, signore, scusi, gli dispiace di spostarsi perché questa muina che mi canta nelle orecchie mi dà molto fastidio, non l'ho presisto. Oh, mi scusi, non l'ho fatto apposta. E così il giovanotto, cambiando direzione, continuava a canticchiare all'altezza dell'altro orecchio. Della piscina della manca la fassa, della della pelita della mossa. Ed ancora la signorina: Scusi, signore, guardi, ancora non mi dà molto fastidio questo cantichino che mi fa nelle orecchie. Per favore, cambi direzione. E molto gentilmente il nostro cavaliere, accogliendo la richiesta della pulzella, gli cantava proprio in faccia. Signore, per favore, che gli esce questo odore di stomaco dalla bocca. Guardi, non lo resisto proprio. Per favore, si sposti. No, signorina, non è roba di stomaco, è che ieri sono andato al dentista per stracciarmi un dente, no? Siccome era sabato non me l'ha potuto stracciare e allora mi ha messo un ponte, vede? E allora si vede che c'è roba di mortadella, guasta sotto e fa odore, ma non è roba di stomaco. E così il cavaliere, non curante, continuava imperterrito a cantare. Oh, signore, per favore. Oh, mi sta prendendo proprio all'assadura questo odore, questo svenimento. Guardi, per favore, si giri da un'altra parte, questo odore di stomaco. Signorina, le ho detto che non è roba di stomaco, è semplicemente che ieri sono andato dal dentista per stracciarmi il dente. Non me l'ha stracciato, mi ha messo un ponte, guardi, no? Guarda. Ma ci deve essere qualcuno cagando sotto quel ponte, guardi. Nella giungla, per la prima volta nella loro vita, si incontrano un topino ed un giovane elefante. Alla vista l'uno dell'altro si terrorizzano mortalmente e scappano uno da una parte e uno dall'altra. Ma dopo un po' prevale la curiosità e con fare incerto l'elefante si rivolge al topolino. Ma senti un pochettino, che razza di animale sei tu? Io sono il topo, no? Ah, il topo. E tu che animale sei? Io sono l'elefante, non si vede. Senti un po', quanti anni hai tu? Io ho 15 anni. E tu quanti anni hai? Anch'io ho 15 anni, però sono stato molto malato da piccolo. Un signore, tutte le mattine prima di andare a lavorare, viveva un piccolo dramma.
Infatti, avendo un difetto di pronuncia e dovendo acquistare le sigarette, per non fare brutta figura era costretto ad allenarsi fuori del tabacchino per una buona mezz'ora. Dunque, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali. Va. Finalmente, ultimato l'allenamento, si decide ed entra. Signorina, Desidera? per favore mi dà un francobollo da 25. Senza fiatare, prende il francobollo ed esce, parlando tra sé e sé. Porca miseria, cosa ne faccio del francobollo? Boh. Anche oggi francobolli, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali. Boh, eppure sono bravo. Boh. Poi rientra. Signorina, Desidera? per favore mi dà un francobollo da 25. La signorina gli dà il francobollo e lui esce sempre più arrabbiato. Porca miseria, tutti francobolli. Un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali, un pacchetto di nazionali. Boh. Dopo altri 10 minuti di serrato allenamento, preso il coraggio a piene mani, rientra nella tabaccheria. Signorina, Desidera? per favore mi dà un pacchetto di nazionali. Come detto, scusi? Francobollo da 25. La tabaccaia gli dà il francobollo e con fare pettegolo chiede. Ma mi scusi, cosa ne fa di tutti questi francobolli? Perché ho deciso di scrivere ai miei amici e dirgli che ho smesso di fumare. Centinaia di migliaia di anni fa, il creatore, in collera con gli uomini, decise di punirli con il diluvio universale. Ma per salvaguardare la specie animale, diede incarico al buon Noè, nativo del popoloso quartiere Ismirrionis di Cagliari, di costruire un'arca sulla quale ospitare una coppia di tutte le razze animali presenti sulla Terra. E così l'obbediente Noè, dopo aver costruito la singolare imbarcazione, li fece salire a due e li ammonì dicendo loro: Dunque, cari animali, statemi bene a sentire. Il viaggio che dovremo fare durerà circa 40 giorni e 40 notti. Mi raccomando, comportatevi bene perché qui c'è poco posto. Mi raccomando soprattutto agli animali maschi, comportamento massimo bene, senza fare i loffi. Capito? E così sia Noè che tutti gli animali andarono a dormire. Ma verso le 3 del mattino gli animali iniziarono collettivamente a scambiarsi delle effusioni amorose, provocando così, oltre che un terribile frastuono, dei paurosi e strani dondolii dell'imbarcazione. Tanto che Noè, spaventato, si precipitò nella stiva dell'arca e, aperto il portellone, resosi conto di ciò che stava accadendo, urlò: E te che sei scommerani brutti disgraziati che non siete altri! Tutti gli animali a quest'urlo cercano di ricomporsi. Solo l'asino rimane ancora con le zampe anteriori sul dorso dell'asinella. Cosa stai facendo, brutto maleducato? Siccome aveva polvere nella schiena, l'asinella la stavo pulendo. Pulendo? Ah, brutto maleducato che non si alza. Vai giù da lì! E chiama la scimmia. Citta! Cosa c'è? Vieni qua, fai il favore, vai in camera mia, portami quel cacciavite grande che c'è e davanti alla porta c'è un cestino grande. Portami tutte e 2 le cose qui, sbrigati. Sto tornando. Dopo un po' la scimmia ritorna. Ho portato il cacciavite e il cestino. Grazie. Allora, tutti gli animali maschi, per favore, passino qui davanti a me. Tutti con la gamba alzata, mi raccomando. E così Noè smontò a tutti gli animali di sesso maschile il loro organo genitale, riponendolo poi nel grande cestino. Allora, mi raccomando, tutti a dormire. Adesso, anche se volete fare il lofi, non me ne frega niente, perché tanto le armi pericolose ce le ho io qui nel cestino e sono chiuse a chiave. Rassicurato dalla brillante operazione, Noè torna nei suoi alloggi. Così, dopo 40 giorni e 40 notti, terminato il diluvio universale, Noè apre il portellone dell'arca e, preso il cestino, inizia la distribuzione. De chi ne è custo? E il bue. Mia. Ecco qua. Tieni, questo è il tuo. Citta, dagli anche la bustina con le viti e il cacciaviti. Ognuno se lo monti da sé. Mi raccomando, state attenti a non perdere le viti. Quest'altro di chi è? E il cavallo? Sì, signore, ecco qua. Anche a lei bustina con le viti, ranelle. Mi raccomando, cercate di non perdere niente, Avanti, ognuno se lo monti da sé. Quest'altro di chi è? E il cane?
Frau Ragazzi, ecco qua, to, busta, cacciavite, mi raccomando, eh. Ad un certo punto, dopo averne consegnate un bel po', il bue si ripresenta al cospetto di Noè. Signor Noè, cosa c'è? Ho perso una vita. E beh, me la viene a cercare a me, vai e cercatela, fatti aiutare dal topo. Ah, o da qualche altro, non lo so. E mi hanno anche aiutato, ma non si riesce a trovare. Ah, non so niente io. Ed infatti, se vi capita di incontrare un bue, guardatelo da dietro e potrete notare che una gli pende. Ma torniamo a Noè, il quale continuava nella sua distribuzione. Quest'altra di chi è? E il topo. È la mia. Ecco qua. To, montatela da te. Scusi, a me le vittime... Ma quale vittime? Cosa te lo sei dimenticato che la tua è in castro? Rocca, vai, Rocca, vai, vai. E presa quella dell'asino, urlò. Di chi è questa? E si sente la gallina che fremente dice al gallo. Sta bella, non è che sta tua, non è che sta tua. Sta bella che sta bella che